lei non piace trivellare? Sì, mi piace trivellare. Allora sì. Però Sì o non le piace o non le piace? Non bisogna danneggiare ulteriormente il nostro territorio. Niente, allora niente trivellazioni, va bene, grazie. Trivellazioni, Favorevole. quindi a lei piace trivellare? Sì. È favorevole? Favorevole perché Anche alla sua età trivella, sì? sempre trivellare. Bene. Parliamo seriamente. Perché seriamente. la Croazia deve levare il gas dall'Adriatico e noi non ce la facciamo? Perché nel Polesine, signori, bisogna andare a vedere com'è la storia. Una cosa, nel Polesine stanno ancora avendo gli sconti di sgravi fiscali dell'alluvione del 66 e questo non è giusto perché come l'hanno avuto loro dobbiamo averlo anche noi con Venezia e quella siamo a posto. Complimenti, sei preparato, bravo. Ma tranquillo. Pirma, è preparato il ragazzo qui, Intelligente, un ragazzo colto. Allora, tema delle trivellazioni davanti al Polesine. Allora, diciamo, non essendo esperta, quindi non potrei dare un parere esatto sul da farsi, quindi non saprei. La tua percezione? La mia percezione è, l'importante è non danneggiare, no, le città circostanti, quindi i fondali e tutto quanto. Naturalmente sarebbe una cosa buona per noi, ma potrebbe fare del male dall'altra parte, come tante cose, quindi alzo le mani, non so. Ok, alza le mani. Alzo le mani. Ma lei è favorevole o contrario alle trivellazioni? Diciamo che è un argomento questo da stare bene attenti, bisogna capire il suolo eccetera, se c'è un cedimento. Io da ignorante in questo settore, in questa cosa, in questa materia dico che forse è una cosa rischiosa, sì, altro che se togliamo da sotto, il sopra va giù, signori, questa è la base. E lei è contro le trivellazioni? Direi di sì, se per adesso è andata bene così, perché abbiamo bisogno ora di queste trivellazioni. Il metano che costa una strage di soldi? Il Che non ce metano Che le purtroppo, bollette sono andate alle stelle? Ho Che visto, le ho aziende non sanno come andare avanti? ho notato, Che ci tocca fare la doccia fredda tutte le mattine? Energie rinnovabili, ma che lo Stato sia pronto a stanziare i fondi, non che sia una tirintera di un anno per ricevere dei fondi, stare scoperti, intanto rischiamo le attività. Bisogna che lo Stato sia più partecipe a questa cosa. I pannelli ci sono, basta installarli, basta che ci sia un aiuto dall'Europa. Ma è solo che lo Stato in questi casi, le burocrazie italiane sono spaventose, fai prima chiudere l'attività che l'Italia o l'Europa ti aiuti purtroppo. E questo sono tanto bravi a parole, signori. Se siamo costretti ad arrivare a trivellare per portare il benessere, allora in questo caso sarei più propenso, sì. Perfetto, Però- grazie.